Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è la seconda puntata di una nuova settimana insieme all'informazione e agli approfondimenti di 7 in punto. Questa mattina come primo argomento, lo vedete anche che campeggia sulle nostre teste, vedi alla voce indipendenza. Torneremo a parlare della questione venetisti, faremo riferimento ovviamente ai clamorosi sviluppi dell'inchiesta culminata negli arresti dei primi di aprile. Adesso quasi tutte le persone sono state scarcerate o agli arresti domiciliari, soltanto 2 di quel nutrito gruppo di veneti rimane ancora dietro le sbarre. Lo faremo con l'autorevole parere di un esperto in particolare diritto privato e critica del diritto dell'Università di Padova, il professor Fabio Marino. Buona giornata a lei, professore. Buongiorno. Grazie al professor Marino di essere con noi. Analizzeremo in chiave tecnica, ma anche insomma con qualche sfumatura che ha a che fare inevitabilmente con l'attualità e con dei riferimenti storici molto importanti, tanto per, come dire, smentire certi riferimenti non sempre appropriati con il nostro ospite. Ma prima di cominciare la nostra conversazione con il nostro gradito ospite, andremo a ascoltare quelli che erano i pareri, le valutazioni della popolazione locale. In particolare ci siamo recati proprio nei primi giorni di aprile a Casale di Scodosia, dove in un capannone della zona industriale, siamo nella Bassa Padovana, è stato scoperto questo nuovo tanco, questa nuova versione del carro armato presunto tale. Parliamo di un mezzo blindato in maniera artigianale che già era stato protagonista della cronaca nel maggio del 1997. Perplessità, sgomento sono le sensazioni palpabili dei residenti di Casale di Scodosia, piccolo centro in provincia di Padova, rinomato per la produzione del mobile, a fronte del ritrovamento in un capannone della zona artigianale di una sorta di mezzo blindato atto ad offendere. Una situazione che crediamo vi abbia un po' spiazzato. Penso anch'io, non sapevo niente, pensavo che fosse vuoto io questo capannone. Io sono il proprietario di questi terreni qua, pensavo che fosse vuoto, non sapevo niente. C'è addirittura un carro armato? Non lo so neanche, guardi. Non l'avevo ancora visto. Non ho ancora visto, a dire la verità, ecco, non so niente, diremo. Senta, stiamo vivendo un momento che, come dire, è un po' fatto di tensioni, di esasperazioni, insomma se si arriva a questi livelli c'è da preoccuparsi secondo lei? Penso che sia per cavolate, carnevallate, e se gente, io troppo da pensare alle novità del fondamento, non penso che non sia, per me quei movimenti nascosti che crede rivoluzionare il paese. Senta, ma qui si sta parlando di terrorismo, infatti il dubbio tante volte viene fino a che punto considerarli movimenti seri e invece pensare che sono, come dire, non delle pagliacciate ma qualcosa di un po' esagerato. Beh, un po' esagerato forse sì, ma può essere anche la dimostrazione che la gente non ne può più, non siamo arrivati. Certo non arrivare a questi livelli, a questi per carità, però questa è la dimostrazione che piano piano la gente si sta muovendo, si sta contesta e non è neanche più giusto protestare in piazza di qua e di là, è giusto che siano fatte dimostrazioni molto più incidenti, molto più efficaci. Non ho mai visto camion, macchine, auto, persone, mai visto niente. Sono qui dalla mattina alla sera, per cui non posso dire a chi appartengono, chi sono, cosa fanno, cioè, non so niente. Queste sono le dimostrazioni che la crisi deve ancora iniziare, la vera crisi, secondo me. Comunque stiamo a vedere. Professor Marino, una specie, chiamiamola, di omertà a fronte di una situazione che invece pare che le forze dell'ordine conoscessero molto bene, come hanno documentato i filmati che sono stati resi di pubblico dominio, che proprio illustravano le fasi della lavorazione e in base alle quali poi sono partite le incriminazioni per tante delle persone coinvolte negli arresti coordinati dalla Procura di Brescia. Il dilemma è sempre questo, ovviamente noi le chiederemo valutazioni più tecniche, ma anche da giurista, quanto è opportuno dare rilievo a manifestazioni di questo genere o considerarle dei fatti, non diciamo folcloristici, ma come dire delle insurrezioni un po' carnevalesche, però alla luce del 97 lei potrebbe dire è una repetita.
Ma adesso sì, mi sembra che questo mezzo, che poi io mi sono sempre chiesto perché lo chiamano tanco, cioè perché non c'è un altro nome in Veneto per esprimere appunto questo concetto del carro armato, però certamente forse la gente ride guardando questo scavatore che sarebbe un carro armato, perché io penso che forse la lavorazione, insomma, la preparazione non fosse ancora terminata. Sì. Però certamente se vi era se vi è un'accusa che si preparava un piano di cui questo mezzo era un elemento, e certamente ci saranno state delle valutazioni. Adesso io non posso dire, non sapendo appunto che cosa c'è esattamente agli atti e quali, e peraltro probabilmente sì, non si vede qualche cosa di molto pericoloso, anche perché mi sembra che molti degli arrestati sono stati poi scarcerati. Però sì, il tanco, che poi è una ripetizione di quello che già successe 3 anni fa, sembra più essere uno scherzo, almeno così appare, poi almeno dal punto di vista oggettivo, poi nelle intenzioni. Certo. Invece, ma le intenzioni, il fatto che nessuno veda niente, nessuno senta niente, può anche essere perché queste persone che sono state prima intervistate, se avessero visto arrivare in quel capannone un carro armato, certamente lo avrebbero notato, ma un mezzo di questo tipo forse non poteva essere notato come qualche cosa di particolarmente strano. Sì, difatti è stata anche derubricata l'accusa di terrorismo, rimane appunto l'accusa per la costruzione di questo mezzo che presumibilmente sarebbe stato atto ad offendere. Però con il professor Marino noi questa mattina parliamo soprattutto di questa iniziativa che, se vogliamo, in qualche modo si può legare ad una vocazione indipendentista. Non diciamo che ovviamente l'iniziativa sia direttamente collegata a quanto successo, ma parliamo di questo sito, di questo referendum lanciato dal sito appunto che si chiama plebiscito.eu, curato da Gianluca Busato, che rimane comunque un sostenitore degli indipendentisti. Lo vedremo poi anche in un successivo reportage. Ha partecipato alla manifestazione del 25 aprile in Piazza San Marco a Venezia con uno dei leader di questo movimento, che è Rocchetta. Le volevamo appunto chiedere, cioè, come può nascere un sondaggio telematico che si chiama Plebiscito EU, soprattutto con questo nome, plebiscito, che ci rimanda a dei riferimenti storici molto lontani e non sempre pertinenti rispetto a quella che vuole essere l'iniziativa dei giorni nostri. Mi sembra che si possa dire che questo sondaggio, che poi ha avuto risultati che sono stati divulgati, un sondaggio telematico, non sia un plebiscito o un referendum, ma possa solo essere visto come appunto un sondaggio. Poi mi sembra, almeno da notizie che ho visto, che è stato anche messo in discussione il controllo che si dovrebbe fare su appunto i risultati. Sui numeri, anzi ci sono anche, mi sembra, state delle contestazioni, appunto, però per le consultazioni di questo genere mi sembra che ci dovrebbero essere degli adeguati controlli che garantiscano, cioè perché si tratti di consultazioni ufficiali e che possono avere diciamo un valore
di espressione del corpo elettorale, come per esempio se ci fossero delle votazioni in via telematica, dei controlli che ci possono essere e che però in questo caso non c'erano, per cui sì, davanti a questi rilievi mi sembra che più che un sondaggio, anche che può essere anche discutibile o contestabile, questo plebiscito non sembra essere. Sì, difatti si è risolto, come sovente capita nel nostro paese, poi in una vera e propria guerra di cifre, perché al di là del significato del plebiscito, a un certo punto il testa a testa è stato su, tra l'altro, organi di informazione, magari schierati da una certa parte o dall'altra, che rendevano pubbliche cifre che andavano dal 1.000.000 e passa, ridimensionate magari a 500-600 mila fino addirittura a 200 mila, per cui diciamo anche il cittadino è rimasto un po' disorientato anche da questo genere di vicende, insomma, cosa che sovente accade e di cui, dobbiamo riconoscerlo, la stampa spesso e volentieri è anche responsabile. Ma quali sono, professor Marino, le ragioni di ordine costituzionale che impediscono un referendum proprio relativo all'indipendenza? Sì, un referendum consultivo indetto dalla Regione Veneto appunto per consultare il corpo elettorale del Veneto, ovvero il popolo veneto, come viene detto, di cui si parla, e ci sono anche dei disegni di legge regionale, sì, appunto per realizzarlo, che però non sono ancora stati approvati, appare incontrare dei seri ostacoli in quanto stabilisce la Costituzione, in quanto ha precisato la Corte Costituzionale, perché intanto per la Corte Costituzionale non si può contrapporre il corpo elettorale di una regione al corpo elettorale nazionale, certo, e il popolo a cui fa riferimento la Costituzione è soltanto, per esempio l'articolo 1, è soltanto tutto il corpo elettorale. E inoltre, quindi ci sono state delle sentenze che hanno precisato questo aspetto anche per materie su cui si intendeva fare un referendum consultivo che rientrano nelle competenze regionali, sì, mentre invece, e che poi questo mi sembra essere il dato più decisivo, in questo caso l'indipendenza, cioè la proclamazione dell'indipendenza, non rientra affatto nelle competenze della Regione Veneto, e anzi come tale è contrario a un principio supremo dell'ordinamento costituzionale, quindi della Costituzione repubblicana, che si trova nell'articolo 5 della Costituzione, cioè che la Repubblica è una e indivisibile, per cui non è possibile, almeno all'interno dell'ordinamento, fare la secessione, realizzare la secessione di una parte del territorio nazionale. Lei ha usato questo termine che molti dei sostenitori di questa indipendenza si guardano bene ancora dal pronunciare, secessione. Professor Marino, sa, è una valutazione che magari si può fare da cittadini, si può fare dal punto di vista giornalistico. Ci sono tempi e modi anche per determinati termini. Non sappiamo se ci spieghiamo in maniera adeguata, nel senso che ci sono momenti in cui la parola secessione può servire a, come dire, catturare l'attenzione anche di una parte dell'elettorato, perché molto spesso ci sono situazioni che si risolvono in manovre di carattere politico, promozionale, se vogliamo intendere in questi termini. Però secessione è un termine che appunto si guardano bene anche i sostenitori di questa indipendenza dall'usare. Si parla di indipendenza, perché secessione era un termine che a Roma ormai era stato metabolizzato e digerito come una specie di veleno che non si poteva più usare. Secondo lei anche dal punto di vista dei termini c'è, come dire, una distinzione
importanti in questo senso? Io penso che, ma io adesso ho detto secessione senza voler usare, cioè con nessuna intenzione peggiorativa di usare, perché è un termine che significa, cioè che quando l'indipendenza di una parte di uno Stato più grande e che si stacca, cioè diventa indipendente, questo vuol dire che si stacca dallo Stato più grande di cui faceva parte e diventa uno Stato indipendente, e questo si può definire come secessione, e anche perché è una parte molto più piccola dell'intero Stato, quella che si separa, no? E quindi il Veneto indipendente sì, è una separazione dallo Stato italiano, però sì, chiaramente secessione era stata usata con riferimento ad un'altra parte molto più grande, no? Però io sì, non certamente, però si può dire, cioè almeno la mia impressione è che i movimenti indipendentisti, no, adottano, cioè c'è, mi pare, la tendenza, la cura di mostrare di non volere compiere atti intanto assolutamente non violenti, sì. E anche se poi ci sono stati questi arresti e questi tanchi eccetera, ma anche di presentarli come degli atti legali, cioè che nell'ambito della legalità istituzionale dell'attuale ordinamento costituzionale avverrebbe l'indipendenza della Regione Veneto, che poi è da chiedersi se l'indipendenza del Veneto, l'indipendenza della Regione Veneto più esattamente, ma però questo chiaramente da un punto di vista storico, a parte le ragioni che si dicevano prima, che si rinvengono nell'ordinamento costituzionale italiano vigente, sì. Da un punto di vista storico si può osservare che non appare possibile, da un punto di vista diciamo storico-giuridico, non appare possibile che una parte di uno Stato si separi dallo Stato appunto a cui apparteneva senza una rottura della legalità, dell'ordinamento, sì. Perché come la si voglia vedere, uno Stato non permette, diciamo uno Stato adesso in generale, non permette che una parte si possa staccare, no? Quindi chiaramente si dice, dicono i costituzionalisti, questo per appunto la Costituzione italiana, questo fenomeno avverrebbe attraverso una fonte extra ordinem, cioè anche qui detto in un certo modo eufemistico, al di fuori della legalità, cioè violando in qualche modo la legalità, poi non necessariamente con mezzi violenti, diciamo non pacifici, però è questo. E infatti se ne trova la conferma in queste argomentazioni che si sono dette prima, appunto, che poi fra l'altro è da aggiungere che con i disegni di legge regionale che adesso sono stati presentati ad aprile, e il referendum è stato anche messo in dubbio, il referendum che la Regione Veneto indirebbe sia effettivamente un referendum consultivo, cioè la richiesta di una indicazione politica agli organi appunto regionali, perché appunto il Consiglio regionale, ovvero gli organi amministrativi, possano, diciamo, valutarlo nel compiere degli atti, no? Sì. Perché
il referendum viene posto come una condizione che, se si verifica, cioè se il risultato fosse favorevole alla domanda che viene posta, cioè indipendenza o comunque anche ci sono in alternativa maggiore autonomia, sì. Il fatto che le imposte non restino nella regione, eccetera, cioè il risultato positivo della consultazione sarebbe condizione per rendere già obbligate determinate decisioni della regione. Questo è importante. Noi ci fermiamo un istante proprio per lasciare spazio ad alcuni suggerimenti commerciali. Rimanete con noi perché ci sarà spazio per ulteriori analisi e approfondimenti con il professor Fabio Marino. A tra poco. Bentornati in studio, seconda parte di 7 in punto per questo martedì 6 maggio. Un martedì 6 maggio che si è aperto all'insegna dei movimenti indipendentisti, di quanto è successo, gli arresti ordinati dalla Procura di Brescia, poi l'inchiesta che è passata a Padova, molte delle persone che erano finite dietro lo sbarre sono state liberate. Noi avevamo fatto riferimento con il nostro gradito ospite di questa mattina, Fabio Marino, del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università di Padova. Avevamo fatto riferimento ad una manifestazione che si è tenuta il 25 aprile a Venezia, che è stata promossa da questi movimenti indipendentisti venetisti. Ascoltiamo tra l'altro le dichiarazioni del leader, del pensatore di questo movimento, che è l'ex parlamentare nonché fondatore della Liga Veneta, Franco Rocchetta. Un 25 aprile con un gigantesco bocolo, il tradizionale bocciolo di rosa in piazza San Marco, sovrastato per clamore mediatico dalla pacifica invasione di uno degli spazi pubblici più famosi del mondo, a Venezia, da parte di oltre 2000 venetisti o indipendentisti che li si voglia definire, a dispetto del divieto della prefettura lagunare di manifestare. Dopo il blitz dei primi di aprile e la detenzione di parecchi militanti veneti, oggi tutti scarcerati o agli arresti domiciliari, una sorta di protesta ufficiale per l'azione della Procura di Brescia contro, come lo definisce il pensatore Franco Rocchetta, trevigiano, lo Stato coloniale. Partecipazione superiore alle attese diffuse alla vigilia dal sito plebiscito.eu da parte del suo curatore Gianluca Busato, protagonista di un affettuoso abbraccio con lo stesso Rocchetta, che ha ricordato quest'ultimo, il 25 aprile, come la festa dei Veneti, spaziando nel suo complesso discorso al microfono dei cronisti in un'ampia fetta di storia, dal fascismo al Portogallo, da Hitler all'università coloniale, attributo che ricorre di frequente nella sua analisi, veneta e padovana in particolare. Non dimentica Rocchetta l'indipendenza raggiunta dalla Norvegia e più recentemente dalla Slovacchia, ricordando il lento ed articolato processo per ottenere il sospirato obiettivo. E l'ideologo venetista, già fondatore della Liga Veneta, nonché parlamentare, se la prende anche con la Regione Veneto, partendo da una situazione a suo dire emblematica. Palazzo Ducale, il segno della nostra condizione coloniale. Palazzo Ducale senza bandiera veneta, come al tempo del maestro di Hitler, Napoleone. Palazzo Ducale e il presidente della regione del Veneto nulla fa per questo. E fior di consiglieri comunali di tutti i colori, quando Franco, mi dicono, e potrei dirli i nomi, dalla destra alla sinistra, dalla sinistra alla destra, Franco, con noi sfondi una porta aperta, certo che lì va la bandiera veneta. Sì, ecco, ha sentito il professor Marino le dichiarazioni di Franco Rocchetta. Dobbiamo anche dire che Franco Rocchetta si è fatto 2 settimane di carcere a Treviso, per cui insomma ha vissuto sulla propria pelle, ha sofferto sulla propria pelle le conseguenze di quanto avevano realizzato insomma, questi venetisti. Sì, tra l'altro una precisazione a beneficio degli spettatori, l'autorizzazione la concede la questura, non la prefettura. Vabbè, queste sono questioni tecniche, l'autorizzazione alle manifestazioni. Professor Marino, la sua valutazione anche a proposito di quello che ha sentito dal leader dei venetisti? Ma io penso che il fatto che la Costituzione italiana, come appunto si diceva, si è già detto, come avviene dappertutto, ovunque e dappertutto, non consenta
diciamo, che una parte dello Stato della Repubblica Italiana, una è indivisibile per un principio supremo che non è anche oggetto di modifica costituzionale, e che quindi questo non si possa fare è una cosa che si dice perché è quello che è, no? Per cui mentre invece appunto alcuni fautori dell'indipendenza sostengono che invece vi sarebbe un metodo legale, un metodo per raggiungerlo perfettamente conforme, che però obiettivamente confligge con queste risultanze, diciamo, dell'interpretazione della Costituzione, di quello che ha stabilito cioè ha detto la Corte Costituzionale, e quindi però quindi il fatto di dire che, cioè, chi dice questo dice quello che è, come che questo è bianco, questo è nero, non è che necessariamente sia contro quello che viene proposto, no? Senta, a proposito di termini, c'è questo ricorrere della parola coloniale nelle dichiarazioni di Rocchetta, cioè, ma ha ancora un senso nel 2014 sentire questo termine che ci riporta, insomma, a vicende di qualche decennio fa, più di qualche decennio fa, perché praticamente con coloniale Franco Rocchetta ha voluto definire un po' un centralismo romano che condiziona la vita del paese, questo almeno ci è parso di capire. Da un punto di vista, immaginiamo, giuridico-costituzionale, non ha nessun fondamento la parola costituzionale, la parola coloniale al giorno d'oggi. Ma sì, certamente l'Italia come Stato coloniale, sì, bisognerebbe vedere, perché di solito uno Stato che ha le colonie, gli abitanti delle colonie o delle province, diciamo, nel senso romano, non hanno gli stessi diritti degli abitanti del territorio metropolitano, per esempio. Ecco, per esempio uno Stato così era proprio la Repubblica di Venezia, che poi dove, essendo una repubblica aristocratica, vi era una città dove poi prevaleva fortemente l'elemento aristocratico, sì. E dove loro decidevano, cioè erano loro che decidevano, e poi aveva una serie di domini, no? Aveva il suo territorio metropolitano piccolissimo, e tutti gli altri, anche quelli del Veneto, di terraferma, erano tutti domini, sì. No? I domini di terra, e poi c'erano i domini di mare, quindi era organizzato, sì. Questo sì, qualcuno potrebbe dire come uno Stato coloniale, anche se chiaramente Stato coloniale fa pensare a uno Stato che ha le colonie in Africa, no? Siamo per la cui, Libia, l'Etiopia. Sì, perché poi quelle italiane, insomma, venivano trattate molto meglio di come per tempi molto più lunghi furono trattate le colonie di altri stati europei che ce le hanno, e che hanno, alcuni dei quali hanno avuto un grande impero per tanto tempo, mentre invece l'Italia, come sappiamo, fece ben poco e non sfruttò abbastanza questi per cui sì, Stato coloniale, un'accusa di trattare come, che ne so, adesso non voglio dire, che ne so, gli inglesi, i francesi o i belgi, sì. O trattavano le loro colonie nell'Africa, no? Sì. Per cui sì, una battuta un po' a effetto, però sì, mi sembra che bisognerebbe un po' dimostrare in che cosa vi è questa
questa equiparazione. Sì, infatti. Cioè, se effettivamente gli abitanti di questa colonia, che sarebbe il Veneto, non possono anche loro partecipare alla vita politica e istituzionale del paese ai massimi livelli. Non voglio dire né sì né no, cioè come un punto interrogativo, e poi chi ascolta potrà trarre proprie conclusioni. Sì, sì. La periferia dell'impero, per esempio, la definisce il governatore del Veneto Luca Zaia. Per concludere, professor Marino, tanto per precisare a chi ci ascolta da casa, quello che invece era stata la questione del plebiscito, importante storico, dell'ottobre del 1866. Sì, ecco, il plebiscito del 1866 viene richiamato come fondamento sia per rivendicare l'indipendenza e per sostenere anche che l'annessione del Veneto all'Italia sarebbe stato un fatto illegale, quindi invalido, nullo, e che quindi appunto in base a questo sarebbe possibile fare, cioè non ci sarebbe un legame, cioè il legame che c'è, anche se sono passati 150 anni, è un legame che in realtà non esiste. Questo mi sembra che sia il senso però dal punto di vista giuridico costituzionale viene osservato che, dato che la formazione dello Stato, cioè del Regno d'Italia unitario, è un mantenimento, cioè non si è creato un nuovo Stato, questa è la tesi dominante, ma vi sono state progressive annessioni al Regno di Sardegna, quindi il Regno di Sardegna ha continuato a sussistere come Regno d'Italia con gli altri stati italiani che sono stati ammessi, tra cui il Veneto, e questo fenomeno è poi continuato anche diciamo con la quarta guerra d'indipendenza, ovvero la prima guerra mondiale, per gli ultimi territori. Però quindi il plebiscito, cioè la consultazione della popolazione di questi territori, che poi, ricordiamolo, non sono solo i territori dell'attuale regione Veneto, perché vi era anche la città e parte della provincia di Mantova e le attuali province di Udine e Pordenone, quindi il Friuli Veneto, mentre invece una parte, anche se minima, della regione Veneto non fu annessa nel 1866, cioè Lampezzo, credo, Cortina, e questo il plebiscito era anche previsto nel trattato di pace, però il plebiscito viene visto come una conferma dell'annessione. Infatti l'annessione, fra l'altro, anche di fatto avvenne prima, no? Il 19 ottobre avvenne la consegna dei territori e dopo ci fu il plebiscito, per cui il plebiscito, si dice, non è una condizione sospensiva dell'annessione, cioè solo quando si verifica l'annessione c'è, prima non c'è nulla, ma è semmai una condizione risolutiva, cioè l'annessione c'è stata, però doveva essere confermata dalla consultazione degli abitanti, per cui se vi fosse stato un risultato negativo, questa annessione, in base anche agli accordi del trattato di pace con l'impero d'Austria, sarebbe stata risolta, no? Cioè sarebbe stato un motivo per dire che non può essere annesso all'Italia. Questo è stato questo è
il discorso giuridico. Sì. Poi, invece dal punto di vista, diciamo, storico, brevemente, io professore, scusi, personalmente vedo appunto come un elemento contraddittorio quello, mi rendo conto che sia necessario, opportuno limitare la richiesta dell'indipendenza all'attuale Regione Veneto, però accettando appunto le divisioni territoriali venute dopo la Repubblica di Venezia, che sono proprio quelle che, di chi si intende rifiutare, perché, come detto, nel 1866 non tutti i territori e più territori dell'attuale Veneto sono stati annessi all'Italia, per cui allora, se così fosse, bisognerebbe chiedere l'indipendenza per tutti questi territori. Giusto, questo è chiarissimo. Grazie professor Fabio Marino anche per questa precisazione storica e non solo. Fabio Marino del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università di Padova. Buona giornata, grazie di essere stato con noi e arrivederci. Grazie. Grazie a voi per averci seguito. Seconda parte, parleremo del passaggio delle grandi navi in laguna a Venezia con il Comitato Cruise Venice. A tra poco.